Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, nuovo filone per frode processuale, spunta un altro indagato e il caso si complica ancora. Si apre un nuovo fronte nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Secondo quanto emerso oggi da fonti televisive, la Procura di Trieste ha avviato un procedimento autonomo per frode processuale in relazione a fatti che sarebbero riconducibili al gennaio 2022, cioè ai giorni successivi al ritrovamento del corpo di Lilli. Il riferimento normativo è l'articolo 374 del Codice Penale, che punisce chi altera artificiosamente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone per trarre in inganno il giudice o un perito. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, aveva depositato istanze come persona danneggiata. La novità di oggi, quindi, non riguarda il fascicolo principale per omicidio, nel quale Sebastiano Visintin resta l'unico indagato noto, ma un filone parallelo che punta a chiarire se, dopo il ritrovamento del cadavere, qualcuno abbia alterato elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti o per le valutazioni tecniche. È questo il dato che rende la notizia pesante. Non si parla soltanto della morte di Liliana, ma anche della possibile compromissione del quadro probatorio in una fase delicatissima dell'indagine. A questo punto la domanda inevitabile è una sola. Chi può essere la persona indagata per questo nuovo filone? Il primo nome che torna in campo è quello di Giacomo Molinari, ma con una precisazione fondamentale. Molinari era già indagato. Non è un nome che emerge oggi per la prima volta. A novembre 2025 l'avvocato Nicodemo Gentile aveva confermato l'esistenza di un indagato nella vicenda della frattura della vertebra T2, indicando proprio nel tecnico anatomico Giacomo Molinari il soggetto coinvolto. Il motivo per cui il suo nome torna ora al centro dell'attenzione è evidente. Molinari è già stato collegato al nodo della vertebra T2 dopo aver sostenuto di aver provocato lui quella lesione durante le manovre preparatorie all'autopsia. Successivamente, però, dagli accertamenti è emerso che quella frattura risultava già visibile nella TAC eseguita prima dell'autopsia. E proprio da qui è nato il filone che ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati. Per questo, se il nuovo procedimento per frode processuale dovesse riferirsi allo stesso perimetro di fatti, il nome di Molinari sarebbe il primo a tornare sul tavolo. Resta però aperta anche un'altra ipotesi, che il nuovo indagato sia un soggetto diverso da Molinari e che dunque l'inchiesta si stia allargando ulteriormente. Le fonti emerse oggi non hanno reso pubblico il nome, ma il riferimento ai fatti del gennaio 2022 restringe il campo a chi intervenne nella fase successiva al ritrovamento del corpo, cioè nel momento in cui scena, reperti, corpo e attività tecnico-investigative avrebbero dovuto essere blindati e cristallizzati. Ed è qui che torna d'attualità anche un altro episodio rimasto impresso nel racconto pubblico del caso, quello di Fulvio Covalero. Nel febbraio 2022 venne riportato che fu lui a buttare via la coperta termica utilizzata per la salma di Liliana, spiegando di averlo fatto perché, a suo dire, quella presenza non aveva più senso. Attorno a quella zona, già allora, si addensarono polemiche e immagini televisive che mostrarono Covalero nell'area del ritrovamento, mentre la scena veniva discussa pubblicamente come se fosse diventata un luogo ormai esposto a telecamere, curiosi e ricostruzioni mediatiche. Nel racconto che si è consolidato nel tempo, proprio Covalero disse che quell'area era diventata una sorta di set televisivo, e l'episodio della coperta termica finì per diventare uno dei dettagli più discussi dell'intera vicenda. Per questo, oggi che si parla di frode processuale e di possibili alterazioni riferibili a gennaio 2022, quel passaggio torna inevitabilmente a essere ricordato insieme a tutto ciò che avvenne attorno alla scena del ritrovamento, compresa la gestione dell'area delimitata dai nastri rossi mostrata nelle immagini TV di quei giorni. Il quadro dunque si presenta così. Da una parte c'è il procedimento per omicidio con Sebastiano Visintin, unico indagato noto. Dall'altra c'è adesso un filone autonomo per frode processuale, nato da fatti successivi al ritrovamento del corpo. Sul piano delle ipotesi, il nome più immediatamente associabile resta Giacomo Molinari, ma non come novità assoluta. Per la questione della T2 era già indagato. Se invece il nuovo procedimento riguardasse un'altra persona, allora il caso Liliana Resinovic si starebbe allargando ancora di più.
aggiungendo un nuovo tassello a una vicenda che continua a moltiplicare ombre, domande e punti critici. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.